alla strage del bus di Mestre, si attendono gli esiti delle perizie, altri 6 autobus sospesi dal comune sono tornati a circolare. Sottoscritta ufficialmente dai consiglieri comunali di opposizione la richiesta di una commissione straordinaria di indagine su sicurezza, infrastrutture e mezzi di trasporto del comune di Venezia. Accusato di violenza sessuale e maltrattamenti nei confronti della figliastra quarantenne, un uomo è stato allontanato dall'abitazione familiare, coinvolta anche la compagna. Dovrebbe essere effettuata domani l'autopsia sul corpo di Giovanna Toffolo, l'83enne trovata morta nel suo appartamento a Lido. Ancora molti dubbi da chiarire sulla vicenda. Polemiche e sanità. Zaia annuncia un investimento di 437 milioni in 17 presidi ospedalieri. 58 serviranno a realizzare l'Angelino, nuova struttura vicino all'ospedale dell'Angelo. Aggiudicata al consorzio SIS la realizzazione della Via del Mare che collegherà 19 km a pedaggio la 4 con le spiagge di Jesolo tra il Trevigiano e il Veneziano. Dopo le stragi degli ultimi anni è approvata dal Consiglio Comunale di Jesolo una mozione sul tema della sicurezza stradale perché si riducano i rischi. Buonasera, bentrovati, bentrovate, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Questi i titoli, ma passiamo subito alla domanda del sondaggio di Ring, il cui esito verrà svelato appunto nell'edizione di questa sera a partire dalle 21:15. Il tema è il fine vita. Fine vita, serve una legge in Veneto? Sì, chiamate lo 0422 16 26 69 1. Per il no invece 0422 16 26 69 0. L'esito, ricordo, a partire dalle 21:15 alla trasmissione Ring. Noi passiamo subito con le notizie di cronaca. La strage del bus ancora in primo piano perché mentre proseguono le indagini si attendono gli esiti delle varie perizie. Altri 6 autobus sospesi dal comune sono tornati a circolare. Sono operativi da venerdì pomeriggio altri 6 autobus elettrici della linea, il cui servizio era stato sospeso dal Comune di Venezia per una revisione approfondita dopo i 2 incidenti avvenuti a Mestre. Quello sul cavalcavia superiore in cui hanno perso la vita 21 persone, 15 sono rimaste ferite, e quello in via Carducci pochi giorni dopo. E così di 18 sospesi, 12 sono tornati in circolazione perché hanno superato i controlli. Ne restano 6 a dover superare questa revisione, dopodiché potranno tornare su strada insieme agli altri. Intanto è attesa per l'esito della perizia sulla scatola nera dell'autobus precipitato dal cavalcavia, affidata all'ingegner Chemello, e per l'esame più approfondito disposto dalla Procura di Venezia sul cuore dell'autista Alberto Rizzotto. Oltre a questo si attendono anche le valutazioni del superperito, l'ingegner Placido Migliorino, che mercoledì scorso ha effettuato il sopralluogo sul cavalcavia e nell'area dove si trova la carcassa del mezzo, all'ex deposito di via Torino a Mestre, oltre a quello che sarà effettuato tra una decina di giorni, giovedì 9 novembre. Sottoscritta da tutti i consiglieri comunali di opposizione la richiesta di una commissione straordinaria di indagine sulla sicurezza delle infrastrutture e dei mezzi del trasporto del Comune di Venezia. Oggi abbiamo presentato formalmente la richiesta per l'istituzione di una commissione straordinaria d'inchiesta sui fatti dello scorso 3 ottobre. Una commissione straordinaria d'indagine sulla situazione dei viadotti e della rete viaria del Comune di Venezia e dei mezzi di trasporto pubblico locale. La richiesta è stata depositata formalmente a Cafarsetti da tutti i gruppi consigliari d'opposizione. Il tragico incidente del cavalcavia, scrivono i consiglieri, ha posto all'evidenza delle istituzioni e dei cittadini delle possibili criticità. Chi utilizza quotidianamente le infrastrutture viarie e i mezzi del trasporto pubblico ha diritto a farlo in totale sicurezza e tranquillità. Il nostro obiettivo è far sì che si possa viaggiare in totale sicurezza all'interno della rete viaria del Comune di Venezia, sia per i residenti ma anche per i visitatori, e questa commissione d'indagine chiediamo faccia luce anche sulla situazione dei mezzi del trasporto pubblico locale. La commissione consigliare straordinaria d'indagine dovrebbe concludere i lavori in 6 mesi attraverso anche la consulenza di esperti esterni e licenziare infine una relazione da sottoporre alla discussione del Consiglio Comunale.
accanto al percorso che altre istituzioni doverosamente, giustamente stanno facendo con i loro tempi, penso ovviamente alla magistratura. Il Consiglio Comunale deve muoversi celermente e nel giro di pochi mesi concludere i lavori di questa commissione in maniera tale che le domande che tutti noi ci stiamo facendo trovino una risposta seria ed efficace. E durante una serie di controlli su strada, la polizia locale di San Donà di Piave ha denunciato 3 automobilisti e ritirato altrettante patenti per guida sotto l'effetto di alcol e stupefacenti. Tra questi, un 30enne del posto è stato visto percorrere contromano una rotatoria nel centro del paese per poi superare un'auto. Fermato è risultato avere un tasso alcolemico per 1,12 grammi per litro. A Marghera adesso, dove accusato di violenza sessuale e maltrattamenti nei confronti della figliastra, un uomo è stato allontanato dall'abitazione familiare. Un uomo e la sua compagna sono accusati di maltrattamenti e violenza in famiglia nei confronti di una 40enne affetta da disturbi cognitivi, figlia dell'ex moglie di lui e convivente della coppia in un'abitazione di Marghera. I fatti sarebbero iniziati nel 2019, sarebbe stata proprio la vittima a rivolgersi alle forze dell'ordine, raccontando delle vessazioni a cui il patrigno e l'attuale compagna la costringevano. Dopo una serie di indagini, il GIP ha dunque firmato nei confronti della coppia un'ordinanza cautelare di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento alla 40enne, eseguita dai poliziotti del commissariato. Le accuse più gravi sono nei confronti del patrigno. Secondo gli investigatori, infatti, avrebbe costretto la figliastra a subire rapporti sessuali contro la sua volontà, quindi l'ipotesi di reato è di violenza sessuale, oltre che di maltrattamenti in famiglia. La compagna dell'uomo invece avrebbe compiuto azioni di natura vessatoria psicologica, quindi l'accusa è diversa, maltrattamenti in famiglia. Donne aggredite a Venezia. Il responsabile è stato preso dalla polizia e ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale Lagunare. Doppia aggressione sabato notte poco dopo l'1. La prima in campo San Polo andando verso Rialto, la seconda in zona San Cassiano. Vittime 2 donne sempre per mano della stessa persona, uno straniero, hanno detto i passanti che hanno chiamato la polizia, che parlava spagnolo e brandiva un bastone. In entrambi i casi, secondo le testimonianze, gridava in faccia alle 2 donne parole incomprensibili per poi spintonarle. Quando sono giunti sul posto, gli agenti hanno visto l'aggressore fuggire verso Campo San Cassiano attraverso un'impalcatura montata attorno a un palazzo in restauro e poi tuffarsi in acqua. Non vedendolo riemergere pensavano che fosse annegato, poi però anche grazie all'aiuto dei vigili del fuoco l'hanno trovato nascosto sotto al ponte Andrea della Croce, mentre usava una cannuccia per respirare da sott'acqua. Viste le condizioni di alterazione e il principio di ipotermia, la polizia ha dunque chiesto l'intervento del SUEM. È stato poi ricoverato nel reparto di psichiatria. E dovrebbe essere effettuata domani l'autopsia sul corpo di Giovanna Toffolo, l'83enne trovata morta nel suo appartamento a Lido. Nessuna indiscrezione filtra dagli inquirenti. La cosa certa è che per ora il mistero su questa tragica scoperta non è ancora stato chiarito. Quando è morta Giovanna Toffolo e soprattutto come ha trascorso le ultime ore della sua vita, l'anziana donna di 83 anni trovata morta sabato mattina al Lido di Venezia nell'appartamento in Lungomare Marconi all'incrocio con Via delle Alghe di fronte allo stabilimento balneare Sorriso, dove viveva solo da pochi mesi. A distanza di 48 ore dalla tragica scoperta che ha sconvolto l'ex Isola d'Oro, dove ancora non si parla d'altro, il mistero non svanisce affatto. Domani, se il programma verrà confermato, dovrebbe essere effettuata l'autopsia sul corpo della povera donna, accertamento che, per prima cosa, sarebbe utile a chiarire a quando circa risale il decesso. La salma, quando è stata recuperata, era già in avanzato stato di decomposizione, elemento da far supporre che la scomparsa fosse avvenuta da almeno circa una settimana. Sono stati i residenti del condominio a chiedere l'intervento dell'amministratore condominiale Marco Vianello di Omnibus, insospettiti dal forte odore che proveniva dall'appartamento. Vianello si è perciò rivolto a Giorgio Fornaro, figlio di Giovanna, che si è presentato e ha aperto la porta, trovandosi davanti la drammatica scena. La polizia scientifica è stata al lavoro per 7 ore all'interno del modesto appartamento, un monolocale di pochi metri quadrati. Tra l'altro la donna aveva anche una disabilità.
Sono stati acquisiti reperti, scattate fotografie per documentare lo stato dei luoghi. Dalla procura però non trapela ancora nessuna indicazione e il figlio ha replicato alle osservazioni dichiarando di non aver mai abbandonato la madre. Ora si attendono gli esiti dell'autopsia. E il consorzio stabile SIS, lo stesso della superstrada pedemontana veneta, si è aggiudicato la realizzazione della Via del Mare. Il progetto prevede un cronoprogramma di 3 anni di lavori per la realizzazione di un nuovo tratto autostradale della lunghezza di circa 19 km a 2 corsie per senso di marcia, oltre a quella di emergenza, tra il nuovo casello di Meolo lungo la A4 e il comune di Jesolo fino alla rotatoria della Frova. L'opera sarà realizzata in project financing, il costruttore si rifarà dell'investimento grazie ai pedaggi che saranno circa di 2,50 € per le auto e 4,50 € per i mezzi pesanti. Sono previste esenzioni per l'intera durata della concessione per tutti i comuni interessati dall'opera: Roncade, Meolo, Musile di Piave, San Donà di Piave, Fossalta di Piave, Eraclea, Jesolo e Cavallino Treporti, oltre che per Treviso, San Biagio di Callalta, Monastiere e Silea per i primi 2 anni. Per la Regione un'opera cruciale per eliminare le criticità della viabilità verso il litorale e implementare il turismo. L'opposizione invece attacca: non solo non risolve i problemi, dicono dal PD Veneto, essendo un progetto vecchio di 10 anni, ma con una rettifica di tracciato trasforma una strada gratuita in una strada a pedaggio, senza contare la serie di conseguenze su un territorio prezioso adiacente alla laguna di Venezia. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Eccoci tornati in studio, edizione di Venezia dei telegiornali di Antrenna 3. Continuiamo con le notizie. Il Veneto investirà 437 milioni di euro in 17 presidi ospedalieri nel territorio regionale. 58 milioni andranno alla realizzazione del cosiddetto Angelino a Mestre, il piano annunciato dal presidente Luca Zaia. Siccome si dice che non si fanno investimenti nella sanità, vi ricordo che l'anno scorso, cioè l'anno passato, noi abbiamo fatto 371 milioni di euro di investimenti. Stiamo parlando di infrastrutture. Adesso oggi vi diciamo ufficialmente e vi consegniamo anche un dettaglio di questi investimenti su 17 presidi ospedalieri per 437 milioni e 300 mila euro. Da Palazzo Balbi il presidente della regione Luca Zaia annuncia un nuovo piano di investimenti sulla sanità. L'attenzione per il settore in Veneto è massima, dice. La colpa è che pensiamo a lavorare e non a comunicare. I quasi 440 milioni di euro andranno ad adeguamenti infrastrutturali e di ampliamento in 17 ospedali e all'acquisto di una nuova tecnologia basata anche sull'intelligenza artificiale. Tra gli interventi più significativi, 58 milioni per la realizzazione dell'Angelino, una nuova struttura vicino all'ospedale dell'Angelo di Mestre che permetterà una maggior distribuzione dell'attività ospedaliera. Le liste d'attesa restano invece un tasto dolente che paga pegno ad un problema strutturale del personale sanitario nel nostro paese. Mancano 3.500 medici in Veneto e 50.000 in Italia. Dall'altro, ovviamente, c'è un incremento negli anni, di anno in anno, delle prestazioni. Noi 2023 rispetto al 2022, tanto per darvi un dato, abbiamo più 35% risonanze addominali. Ci vogliono medici, ci vogliono 3.500 medici. Se facessero 10 visite al giorno sarebbero 35.000 prestazioni al giorno. Praticamente noi azzeriamo le liste d'attesa in 3 giorni. Le 5.000 persone che hanno manifestato per la sanità a Belluno, cosa pensi? Penso che sia un diritto democratico manifestare. Però è altrettanto vero che un altro diritto democratico è quello di dire che ci sono i numeri che dimostrano il contrario. Dopodiché io ho rispetto delle idee di tutti, ma dire che è una sanità dimenticata sapendo quanto abbiamo investito siamo disposti a dimostrarlo in qualsiasi istante. Sentir dire che abbiamo chiuso ospedali che non abbiamo mai chiuso o altre robe del genere, si figuri. E a margine del punto stampa in regione, lo stesso presidente Luca Zaia ha affrontato la possibilità di una sua candidatura a sindaco di Venezia nel 2025. Presidente, so che non ne parla, volentieri ve glielo chiedo lo stesso. C'è qualcuno che si è preso la briga di fare un sondaggio il mese scorso sul suo gradimento tra i veneziani in caso di una sua candidatura a sindaco. Il 30% ha detto sicuramente sì, il 30% sicuramente no, poi c'è un 25% probabilmente sì. Come lo giudica come sondaggio? Che manca un 25%? Sono quelli decisi. Ah, quelli decisi.
Ma no, guardi, cioè l'ho letto anch'io sui giornali, quindi non ho niente da aggiungere, sono concentrato sulla regione, su finire questo mandato, mancano ancora un paio d'anni, forse anche qualcosa di più, quindi mi fermo lì, cioè nel senso che non ho altro da aggiungere. Poi fra 2 anni, guardate, 2 anni e mezzo, quello che sarà un'era glaciale nuova, quindi stiamo sempre facendo discorsi rispetto a dinosauri che c'erano e ci saranno. Il tema della sicurezza stradale ha messo d'accordo tutti nel Consiglio Comunale di Jesolo, ha approvato un ordine del giorno all'unanimità. È un grande segnale e oggi posso finalmente fare un bellissimo regalo a mio figlio e quindi vuol dire che tutti i sacrifici, tutto quello che sto facendo e mettendo tutte le mie forze, sta magari piano piano, come dico sempre, con piccoli passi magari riuscirò a scavalcare una montagna. E voglio che altre famiglie, altre vite, altre persone non provino quello che stiamo provando noi genitori. Non voglio che le vite delle persone che non ci sono più siano dimenticate e non abbiano il diritto di avere la giusta giustizia. Nessuno restituirà a Romina Ceccato e alle altre famiglie e ai propri figli vittime di stragi stradali, ma è possibile ridurre il rischio che altri genitori provino il medesimo dolore. A Jesolo, infatti, è stato approvato un ordine del giorno a contrasto del fenomeno degli incidenti stradali mortali. Ringrazio per questo ennesimo passo verso una condivisione su temi su cui divisione non ci deve essere. Tra gli obiettivi, la sensibilizzazione di cittadini e turisti con campagne specifiche di educazione stradale, a partire dalle scuole in collaborazione con le forze di polizia. Si cerca di sensibilizzare, ma soprattutto impegnare le amministrazioni non solo in quello che è il tema della sicurezza stradale sui generis, ma anche quello della verifica delle strade, quello del coinvolgimento delle associazioni nelle iniziative e soprattutto impegnarsi a far sì che insieme alle associazioni avvicinare non solo i giovani spesso, ma anche gli adulti che spesso e volentieri magari le regole del codice della strada le dimenticano. Tra le richieste del documento, la prevenzione del fenomeno della guida in stato di ebbrezza e un tavolo di lavoro sulla sicurezza delle infrastrutture per la mitigazione dei pericoli. E 37 giuristi guidati da Mario Bertolissi hanno riletto l'enciclica Pacem in Terris del 1963, un messaggio ancora vivo alla luce degli attuali drammatici conflitti. Se ci si sente, si cerca di essere uomini di buona volontà, si lavora nel proprio piccolo per la pace, nella quotidianità, perché la pace grande è una sintesi, un insieme, se volete, di paci piccole e le paci esterne corrispondono alla pace interiore. 37 giuristi e accademici delle scienze storiche e sociali, coordinati dal costituzionalista Mario Bertolissi, hanno riletto l'enciclica di Papa Giovanni XXIII Pacem in Terris a 60 anni di distanza dalla sua promulgazione, anche alla luce della drammaticità dei nostri tempi. Portatrice di un messaggio ancora attuale, la lettera del Papa, afferma Bertolissi, offre un compendio di diritto internazionale, un ordine fondato sul rispetto della dignità di ogni persona. Nella nostra Costituzione, l'articolo 11, proprio nell'inciso finale, abbina la pace alla giustizia. E tutti sappiamo che c'è un modo di dire, cui corrisponde anche una trasmissione che si fa su Radio Radicale: non c'è pace senza giustizia. Le conclusioni sono state raccolte in un volume presentato assieme al professor Aldo Schiavone della Sapienza di Roma, lo storico della Chiesa Alberto Melloni dell'Università di Modena e Reggio Emilia e il giurista Tommaso della Massara dell'Università Roma III alla Scuola Grande di San Rocco a Venezia, sede patriarcale retta da Angelo Roncalli e incrocio di storia e di civiltà. Innanzitutto è lo stesso Papa Giovanni che dice: c'è un dovere di verità. L'altra parola che entra in gioco è una parola che non usiamo quasi mai ed è la parola vanità, che si abbina all'amor proprio. Papa Giovanni ricorda che l'amor proprio, che genera poi la vanità, è quel che contribuisce dall'interno dell'uomo a mettere ciascuno contro gli altri, perché evidentemente invece di interessarsi anche del destino degli altri ci si preoccupa solo di se stessi. Per questa edizione è tutto, ora vi lascio al meteo, una buona serata, arrivederci. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso. Benvenuti al meteo.
Ponte di Ognissanti, caratterizzato da un via vai di perturbazioni sul nostro territorio. Tempo instabile nella giornata di martedì 31 ottobre. Vediamo insieme i dettagli. Sul Veneto inizialmente il cielo sarà piuttosto nuvoloso, saranno poi probabili precipitazioni diffuse fino a parte della mattinata, poi in diradamento e in esaurimento entro il tardo pomeriggio sera, con qualche parentesi maggiormente soleggiata. Possibili criticità idrogeologiche, dunque prestare la massima attenzione. Temperature stazionarie o in lieve variazione, minime sui 4-12 gradi, massime tra 16 e 19 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Al mattino avremo piogge anche molto intense e abbondanti, dal pomeriggio miglioramento, alla sera più sereno. Temperature minime tra 8 e 14 gradi, massime sui 17-19 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà molto nuvoloso con rovesci quantomeno fino alle ore centrali della giornata, in seguito parziali schiarite. Temperature minime intorno ai 5 gradi, massime sui 19 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso.